Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Ancora sangue nella zona di Corso Sicilia a Catania, scontro tra nordafricani al culmine di una violenta rissa. Uno di loro finisce in ospedale con gravi ferite al volto e alle spalle. C'è un fermato. Incidente mortale sulla circonvallazione di Catania. La vittima è una donna di 29 anni, la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Operazione antimafia a Gela, 15 arresti, droga e telefonini recapitati agli amici detenuti in carcere con i droni. A Siracusa in manette 2 corrieri che trasportavano cocaina in taxi. Truffa Visodent, arrivano i primi rimborsi per i pazienti degli studi dentistici chiusi da un giorno all'altro in mezza Sicilia. Schifani usa le nomine pubbliche come scambio per il tesseramento di Forza Italia. È lui che offende i siciliani. Carlo Calenda sbarca in Sicilia e a una settimana dallo scontro verbale con il presidente della regione rincara la dose. Al nostro TG parla Samba, il giovane immigrato che a Giardini Naxos nel Messinese ha consegnato al proprietario il portafogli con 700 euro all'interno che aveva smarrito. I soldi, che non sono i tuoi, dice, non si toccano. Calcio, il Catania prepara la partita contro il Sorrento sabato al Massimino. Toscano deve fare i conti con i diversi assenti per infortunio. Ancora emergenza nel centro storico di Catania. Una nuova rissa, l'ennesima, stavolta a coltellate in Corso Sicilia. Un 20enne egiziano ferito al volto e agli arti superiori durante una lite, forse per una questione di parcheggi. Il servizio di Tonino De Mana. Non si arresta la spirale di sangue sul Corso Sicilia, con il centro di Catania sempre più teatro di scontri e duelli rusticani, l'ultimo in ordine di tempo. Dopo la morte del parcheggiatore catanese assassinato da un etiope, si è verificato intorno a mezzogiorno, quando a sfidarsi sono stati 2 nordafricani, uno dei quali in serata è stato condotto in questura per accertamenti. Ad avere la peggio è stato un 20enne egiziano colpito al volto e agli arti superiori. L'extracomunitario è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. Non è comunque in pericolo di vita. La polizia sta cercando di ricostruire fatti e dinamica. Non si esclude che la contesa sia scaturita per pochi euro, probabilmente per la gestione, si fa per dire, dei parcheggi nel centro storico. E torna quindi d'attualità l'emergenza sicurezza? Siamo veramente preoccupati e non solo per noi, ma siamo preoccupati anche per le persone che passano, per i turisti, per tutti quelli che transitano qua. C'è un clima di paura, abbiamo di bisogno di controlli. Noi come commercianti è da circa già 3 mesi che chiudiamo almeno un'ora prima perché abbiamo paura la sera. Siamo allo sbaraglio totale. Dovrebbero prendere dei provvedimenti perché comunque non è normale che io esco per strada e accoltellano uno davanti a me. Nonostante le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, le armi, bianche e non, continuano a tenere banco con strade e marciapiedi sempre più tinti di rosso. Ancora sangue sulla circonvallazione di Catania. Una donna di 29 anni, operatrice informatica dell'azienda sanitaria provinciale di Catania, stamattina ha perso la vita in un incidente avvenuto nel tratto tra Viale Marco Polo e in corso. La procura ha aperto un'indagine, i residenti chiedono più sicurezza. Orazio Longo. Le indagini sono in corso e la procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di Silvia Gulisano, 29enne catanese impiegata come operatrice informatica all'ASP di Catania, che ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle prime ore della mattina in Viale Marco Polo, tratto della circonvallazione di Catania all'altezza del civico 43. La donna è stata ritrovata a terra a poca distanza dal mezzo che guidava, soccorsa dal 118, è morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale Cannizzaro per gli esiti di un grave trauma cranico. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l'autopsia. Secondo una ricostruzione degli investigatori, ci potrebbe essere stato un altro veicolo coinvolto. Se questo fosse confermato, l'inchiesta virerebbe sull'ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso. Quello della giovane Silvia Gulisano è solo l'ultimo di una serie di incidenti mortali che ha contato 4 morti nelle strade siciliane in pochi giorni. A Messina, all'ospedale Piemonte, non ce l'ha fatta Letterio Liotta, 84 anni, dopo che il 12 settembre era stato investito da un motociclo mentre era a piedi sul viale Boccetta. Ma sono anche tanti gli incidenti mortali avvenuti
lungo la circonvallazione di Catania durante gli anni. Lo scorso maggio, a poca distanza dal luogo dell'incidente, dove ha perso la vita Silvia Gulisano, nel tratto che cambia nome e diventa Viale Ulisse, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata col suo scooter da un'auto. L'ennesimo grave episodio, dice la presidente del terzo municipio Maria Spampinato, che chiede nuovamente un tavolo tecnico per migliorare la sicurezza dell'arteria stradale, una delle più importanti e trafficate della città. Adesso andiamo a Gela, dove è stato smantellato un gruppo criminale vicino a Cosa Nostra grazie appunto all'intervento delle forze dell'ordine. Il gruppo era in affari appunto con la mafia e manteneva i detenuti in carcere, addirittura gli venivano recapitati con i droni la droga e i telefonini. 15 le persone arrestate. Rita Cinardi. Facevano affari con la droga per mantenere i detenuti, ma anche per pagare il manovratore del drone che avrebbe dovuto recapitare la sostanza stupefacente ai telefonini in carcere. Come emerso dalle intercettazioni, 3 o 4 tentativi sarebbero andati a buon fine, tanto che i detenuti riuscivano tranquillamente a comunicare con gli altri componenti del gruppo con i telefoni che tenevano nascosti in cella. In un caso invece gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti ad abbattere il drone e a sequestrare ciò che stava trasportando: 3 telefoni, 100 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. È l'ennesimo caso in Italia di utilizzo dei droni per raggiungere i detenuti in carcere, ma questa volta, grazie all'intervento dei carabinieri che hanno smantellato un vero e proprio sodalizio criminale vicino al clan Rinzivillo di Gela, sono state arrestate 15 persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata alla commissione di una serie di delitti, tra i quali lo spaccio di stupefacenti, il porto abusivo e la detenzione d'armi, con l'aggravante di aver favorito Cosa Nostra. I sodali infatti avrebbero anche avuto contatti con il clan Rinzivillo e la famiglia mafiosa di Campofranco per l'acquisto di pistole e munizioni. Per il trasporto della droga, che proveniva anche dal nord Italia, avrebbero noleggiato auto sempre diverse tramite un'agenzia di noleggio. Le schede telefoniche utilizzate invece venivano intestate ad immigrati e tramite alcune app venivano fatte videochiamate per visionare la tipologia e la quantità di stupefacente, ma anche le istruzioni sulle modifiche da apportare ad una pistola che era stata smontata. A Siracusa 2 corrieri trasportavano durante la notte la droga, pensate, in taxi. La polizia li ha riconosciuti e li ha arrestati. Il servizio di Simona Mazzone. Aprendo il portabagagli del taxi, dentro quello che sembra un comune zaino, ecco la sorpresa che si presenta agli occhi dei poliziotti. 5 panetti di cocaina per un peso di oltre 5,5 kg che immessi sul mercato avrebbero fruttato circa 600.000 euro. Siamo a Siracusa in piena notte e gli agenti sull'auto di servizio percorrono Viale Scala Greca, una strada limitrofa alla questura. Riconoscono 2 quarantenni pregiudicati all'interno di un taxi che probabilmente avevano pensato di passare inosservati. Insospettiti, i poliziotti fermano l'auto scoprendo nascosta dentro allo zaino la droga, tutta marchiata Shark con tanto di squalo sulla copertina della confezione. I 2 corrieri ovviamente sono stati arrestati e trasferiti nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa. Un detenuto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, pronto ad aggredire un medico con pezzi di vetro e plexiglass nascosti in tasca. Il medico gli aveva prescritto una terapia infusionale per una ipoglicemia, ma non appena il dottore ha detto al paziente che avrebbe chiamato i soccorritori, si è scatenato l'inferno e il detenuto ha minacciato con le mazzate insomma tutti quelli che erano presenti, tanto da costringere la vittima a rifugiarsi in un bagno prima di essere fortunatamente difeso dall'assistente. Adesso parliamo della truffa Visodent. Arrivano i primi rimborsi per i pazienti degli studi dentistici chiusi da un giorno all'altro in tutta la Sicilia. Il servizio di Lorena Dolci. Spariti nel nulla lasciando centinaia di pazienti senza cure e pieni di debiti. Arrivano i primi segnali di speranza nella vertenza degli studi dentistici Visodent. Uno degli istituti di credito, il Sella Personal Credit, si è infatti dichiarato disponibile a chiudere il finanziamento e a rimborsare al cliente le rate già pagate. Lo annuncia il presidente di Federconsumatori Palermo, Giuseppe Lobello. La speranza è che adesso anche altre finanziarie o banche seguano l'esempio. Una scia di debiti e studi abbandonati
abbandonati, coperti da scritte ingiuriose lasciate dai pazienti che più volte hanno inscenato proteste. Oltre a Federconsumatori, della truffa si stanno occupando anche altre associazioni come Codacons, che ha attivato lo sportello SOS Visodent. Dietro il marchio c'è un dedalo di società che porta ad un gruppo spagnolo non nuovo a reati di frode e riciclaggio. Sulla vicenda Visodent la Procura di Catania ha già aperto un fascicolo. Altri tribunali, tra cui quello di Palermo, stanno attendendo le informative finali delle forze di polizia per aprire un'inchiesta sulla base delle numerose denunce arrivate in questi mesi. Adesso apriamo la pagina della politica. Carlo Calenda, il leader di Azione, sbarca in Sicilia una settimana dopo lo scontro verbale con Schifani alla festa dei giovani di Forza Italia, ma non viene a cercare pace, piuttosto rincara la dose e parla di una Sicilia da commissariare e di un governatore che offende l'intelligenza dei siciliani. Il servizio di Manlio Viola. Bisogna commissariare la Sicilia, deve essere lo Stato a erogare i servizi, non c'è un'altra soluzione. Carlo Calenda, leader di Azione, a 4 giorni dallo scontro verbale alla festa dei giovani azzurri con il presidente della regione Renato Schifani, che lo accusa di aver offeso la Sicilia e i siciliani, sbarca nell'isola per rincarare la dose. Parla di una Sicilia dove non funziona niente per colpa della regione e nega di aver offeso i siciliani. Al contrario, sostiene da eletto in Sicilia che la sua è una battaglia per i siciliani. Ciò che offende la Sicilia è il modo in cui lui gestisce le nomine di società che dovrebbero fare il servizio, il bene dei siciliani e che vengono usate come scambio addirittura per i tesseramenti al congresso di Forza Italia. Per Calenda la situazione è ormai incancrenita, lo statuto autonomistico ha fallito e la situazione può solo peggiorare. Noi vedremo un continuo, neanche troppo lento, come succede sulla sanità, smembramento di questa regione ad opera di una classe di feudatari che la sta opprimendo. Poi attacca sulle mancette, sulla crisi idrica che non viene gestita, sulle nomine appena fatte e porta ad esempio di clientelismo politico la scelta del giovane Luigi Genovese quale presidente AST. Chi insulta i siciliani è un governatore che prende un ragazzo che sarà un bravissimo ragazzo ma non ha nessuna esperienza per fare il presidente dell'autorità per i trasporti, della società che si occupa dei trasporti. In Sicilia è il posto in cui meno in Italia vengono usati il trasporto pubblico, e gli si dice: siccome io ho bisogno del supporto di Lombardo te lo faccio fare. Questo è l'insulto alla Sicilia. Insomma, la campagna elettorale in vista del 2027 si è aperta oggi. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha incontrato il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, accompagnato dall'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni e dal direttore generale Salvatore Iacolino. La regione ha comunicato di avere predisposto il piano operativo di revisione della rete ospedaliera regionale, che per l'approvazione dovrà essere sottoposto alla valutazione degli organi tecnici del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per quanto riguarda invece la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, afferma il Ministero, la soluzione presa in esame è di mantenere la struttura collegata a una cardiochirurgia adulti di una città metropolitana, al centro dell'incontro anche l'attività relativa all'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa e, attraverso l'aiuto dei comuni, una maggiore adesione agli screening oncologici. Per il presidente Schifani quello di oggi è il risultato di un lavoro di squadra silenzioso e concreto che continueremo, dice il Presidente, a portare avanti con determinazione. A Catania invece è stata presentata McFruit 2026 che si terrà a Rimini dal 21 al 23 aprile del 2026. Tante le eccellenze siciliane in vetrina e allora ce le racconta Tonino Temano. Avocado e mango in copertina, le eccellenze siciliane in vetrina. È stata presentata a Catania l'edizione 2026 di McFruit, la fiera della filiera internazionale dell'ortofrutta che si svolgerà a Rimini dal 21 al 23 aprile 2026. La città romagnola sarà un luogo dove presentare quello che l'Italia sa fare e offrire nel settore ortofrutticolo, confrontandosi con il mondo intero per la presenza in questa manifestazione di tante imprese e nazioni estere. Un motivo di vanto per il ministro all'agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, intervenuto dal Sudafrica con un videomessaggio. È una grande vetrina che ho avuto modo di apprezzare in tutte le edizioni a cui ho potuto partecipare, un luogo nel quale c'è l'occasione di tante nazioni di conoscere quello che l'Italia sa fare ed offrire, ma anche per altre nazioni di valorizzare i loro prodotti. Sicilia, terra di sole, mare e agrumi.
per il Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia è un punto di incontro molto utile con i buyers, con i consumatori e con tanta gente che viene da tutto il mondo e da tutta Europa, quindi è una fiera molto importante e quest'anno lo sarà sicuramente ancora di più. Agrumi, pistacchi, fichi d'India, pomodori, vini, uva, capperi, la lista DOP cresce di anno in anno con la Sicilia sempre più protagonista a tavola e non solo. Adesso la notizia di un lutto, è morto a Catania a 71 anni Pippo Reina, ex sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti dal maggio del 2008 al novembre del 2010 nel governo Berlusconi, eletto in Puglia nelle liste di Forza Italia, era stato parlamentare alla Camera dei Deputati dall'aprile del 2026 all'aprile del 2008, iscritto nel gruppo del Movimento per l'Autonomia, aveva ricoperto a Montecitorio gli incarichi di sottosegretario alla Presidenza e di componente della Commissione Finanze. Domani Camera Ardente al Teatro Comunale di Mister Bianco, suo comune diciamo di dove era originario. Venerdì 19 i funerali nella Chiesa Madre, venerdì alle 19 i funerali nella Chiesa Madre. Beni confiscati alla mafia adesso. Il presidente della commissione antimafia, Antonello Cracolici, dice che per impedire che ritornino in mano alle cosche bisogna potenziare i sistemi di videosorveglianza, versare i contributi alle imprese fallite e poi una misura drastica, allontanare i figli dalle famiglie di Cosa Nostra. Il servizio di Marco Gullà. Dai finanziamenti e contributi a fondo perduto in favore di imprese soggette a misure di prevenzione al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei comuni dell'isola sono le misure su cui la Commissione regionale antimafia si focalizza per il contrasto alla criminalità organizzata e non. Più telecamere per controllare i territori in tutti i comuni della Sicilia, un modo per contrastare la violenza che dilaga in alcune città. Un bando permetterà ai comuni di potenziare il proprio sistema di videosorveglianza per fronteggiare anche il fenomeno mafioso. Questo provvedimento che consentirà a oltre 100 comuni siciliani di dotarsi di videocamere con finanziamenti regionali, è la prima volta in Italia che lo fa una regione, è un modo concreto per dire che la mafia si contrasta sia sul campo quando si presenta, si manifesta, ma anche attraverso la prevenzione. E poi contrasto alla mafia tramite la confisca dei beni. In questo momento sono oltre 17.000 i beni immobili confiscati a Cosa Nostra. Va male per le imprese soggette a misure di prevenzione. Il 98% va in fallimento. E allora la Commissione antimafia lancia un bando per finanziare le aziende cosiddette pulite, ovvero quelle che si sono distaccate da Cosa Nostra. Abbiamo consentito con una misura di 4 milioni di euro di consentire l'accesso al credito agevolato, quindi a tasso zero, a queste imprese. Una mafia che secondo Cracolici non è affatto sconfitta e che conta sempre più sull'ereditarietà. Lo Stato deve spezzare anche quei legami familiari che danno caratteristica di continuità alle famiglie mafiose, anche attraverso provvedimenti di allontanamento, soprattutto dei minori, dagli ambienti e dalle famiglie mafiose. Adesso parliamo del ponte sullo Stretto, i lavori finanziati col PNRR che sono obiettivi della criminalità, almeno questo secondo il procuratore di Messina D'Amato, che lo ha confermato chiedendo rinforzi per gli uffici giudiziari. Il servizio di Francesco Triolo. Gli appetiti delle mafie e della criminalità internazionale sugli appalti del PNRR e del ponte sullo Stretto. L'argomento è noto, conosciuto anche dalle procure e dal Ministero dell'Interno e se ne è discusso a margine del convegno organizzato dall'Europarlamento all'Università di Messina. In particolare sul ponte è stato il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, ad accendere i riflettori. Va detto che questa importante opera, come tutte le importanti opere pubbliche in Italia, soprattutto nel meridione, che dubbio c'è, mi immagino soltanto volendo andare a ritroso di circa 40 anni alla ricostruzione del dopoterremoto in Campania, gli appetiti della camorra di allora su quell'importante flusso di denaro pubblico che arrivò in Campania per la costruzione di residenze e di infrastrutture. È certo che diciamo l'accumulo di ricchezze illecite da parte delle organizzazioni mafiose rientra nella loro vocazione
chiamiamola fra virgolette, naturale, e si tratta peraltro di una vocazione che va a braccetto con l'infiltrazione in genere appalti e subappalti. D'Amato è stato chiaro anche sulle richieste al ministro dell'Interno Piantedosi. Messina, la Sicilia dovranno affrontare con l'avvio della costruzione del ponte un carico importante sia a livello di indagini che di giudizi e serve quindi potenziare le strutture giudiziarie. Adesso restiamo nel messinese, a Giardini Naxos, perché il nostro TG parla Samba, il venditore ambulante senegalese che ha trovato un portafoglio con 700 euro e lo ha restituito al legittimo proprietario. Il servizio di Lorena Dolci. Che cosa avreste fatto voi trovando a terra un portafoglio pieno di soldi? A volte è proprio difficile resistere alle tentazioni, ma Samba non ci ha pensato due volte a restituire un borsellino con ben 700 euro. Questa storia l'abbiamo già raccontata dal punto di vista del legittimo proprietario, ma abbiamo rintracciato l'autore di questo gesto di onestà, un venditore ambulante senegalese che si è presentato con l'oggetto smarrito ad un incredulo elettrauto di Giardini Naxos. Tu sei Salvatore. Mi dice sì, mi serve qualcosa, ho detto no, hai perso qualcosa, poi lui fa così. No, non può succedere, non è quello che penso io. Amore, senti, qua c'è un miracolo, e senti subito, te lo giuro, perché lui non lo credevo, veramente, perché era nel carabiniere per fare le denunce. 31 anni, da 16 in Italia, con regolare visto, avendo raggiunto il padre che già viveva qua, Samba lavora tutta la settimana nei mercatini e fiere della provincia di Catania. Per lui non c'è niente di eccezionale. Io so cosa posso fare, cosa non posso fare. In religione è vietato mangiare i soldi che non sono i tuoi, per questo io non potevo fare questa cosa. Anche i miei genitori, loro hanno educato noi che una cosa che non è tua tu la devi restituire. Eppure quei 700 euro avrebbero potuto fare comodo a Samba, che messo da parte il sogno di fare il camionista, spera prima o poi di tornare al suo paese. Può essere che quando ce l'ho anche i soldi che ho messo da parte, forse tornerò al mio paese, faccio altre cose. Un gesto di ordinaria normalità che in questa società purtroppo sembra straordinario. E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo del castello di Poggio-Diana a Ribera, che torna a vivere. La fortezza normanna diventa un polo culturale e turistico. Il servizio di Davide Sardo. Il castello di Poggio-Diana torna a splendere. Dopo secoli di storia e anni di abbandono, l'antica fortezza normanna di Ribera, nell'Agrigentino, è pronta a diventare un polo culturale e turistico d'eccellenza nel cuore dei sicani. Il posto è un luogo straordinario, meraviglioso, in un contesto che vede tutta la vallata del Verdura fino ad arrivare al Mar Mediterraneo da un lato e dall'altro lato uno strapiombo sulla gola del Lupo, un geosito dove ci sono della vegetazione straordinaria, ricca di tantissime piante che solo questo territorio ha. Un luogo che oggi, illuminato e messo in sicurezza, sarà inserito nella rete museale del distretto rurale di qualità dei Sicani. Le prospettive sono le più rosee possibili. Oggi presentiamo l'apertura di questo sito meraviglioso che si trova in un paesaggio senza uguali, cioè acqua, agrumi, ulivi, in un territorio in cui il parco gestisce anche una necropoli. Il castello di Poggio-Diana diventa così simbolo di rinascita culturale e punto di riferimento per cittadini e turisti. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con le notizie di Casa Catania che affronterà sabato una nuova sfida di campionato contro il Sorrento, subito dopo pubblicità. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina dello sport, del calcio, parliamo del Catania, occhio all'infermeria, in casa rossazzurra Toscano deve fare i conti con diversi assenti per infortunio, l'ultimo si tratta del difensore Martic contro il Sorrento, però torna a disposizione Quaini dopo la squalifica, il servizio di Francesco Triolo. Mettersi alle spalle, subito i 4 schiaffoni di Cosenza, rialzarsi, riacquistare fiducia. Il Catania prepara la partita contro il Sorrento di sabato pomeriggio con il coltello tra i denti, con l'atteggiamento della cacciatrice ferita, ma pronta a conquistare la preda finale. Toscano deve dimostrare insieme alla squadra che la sconfitta di domenica non è stato un campanello d'allarme, ma solo un passo falso.
Per farlo deve vincere e convincere anche nella situazione di difficoltà che sta vivendo in questo periodo. L'attenzione infatti è tutta rivolta all'infermeria, da dove sono arrivate brutte notizie. Martic, uscito zoppicando dal San Vito Marulla, è stato visitato e il responso non è di quelli felici. Strappo all'adduttore con conseguente indisponibilità di circa 2 mesi per il difensore austriaco. A lui si aggiungono anche le condizioni di Aloy, che a Cosenza è rimasto in panchina dopo le noie fisiche accusate nella seduta di rifinitura prima della sfida. In più ci sono le indisponibilità di Rolfini e Caturano. L'unica buona notizia è il recupero di Quaini, che dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica, souvenir del playoff della passata stagione, adesso è pronto a tornare in campo con grande voglia di rifarsi dopo un lungo stop. Per Toscano, con il rientro anche di Di Tacchio già a Cosenza, la possibilità di avere alternative importanti in mezzo al campo non è roba da poco in questo periodo. Ci fermiamo, un'altra piccola pausa. Rientriamo in diretta, non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi, dunque il nostro telegiornale termina qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.